Ok, eccoci qua. Oggi è lunedì 12 e sto facendo questo video per spiegarmi e per spiegarvi i motivi per cui sto per partire a Santiago. Ho il 33% di batteria, quindi devo pure sbrigarmi a girare questo vlog. Questo momento di vita per me è un po' incasinato, se devo essere sincero. Questo in particolar modo, perché in generale un po' tutta la mia vita è incasinata. Camminare mi ha sempre aiutato a liberare la mente, rilassarmi e concentrarmi di più, insomma. Uscire da quel blocco, uscire fuori da quella bolla che è il quotidiano e che sono, insomma, i pensieri che vanno a flusso libero, eccetera eccetera, quindi tutti quegli stati d'animo che in qualche modo ti bloccano. Camminare mi aiuta a sbloccarmi e a vedere le cose da un altro punto di vista. Questo però non è il tema del video. Il tema del video è perché sto per affrontare un viaggio che forse mi cambierà la vita, e sto parlando del Cammino di Santiago. Ieri, dopo un mese di procrastinazione, ho finalmente prenotato i biglietti per Santiago fatti. Ho appena fatto anche i biglietti del treno, è ufficiale. Bisogna solo prepararsi psicologicamente, preparare lo zaino, organizzare bene le tappe e tutto il resto, quindi dai, sono già bello teso e non è ancora arrivato il giorno della partenza. Molto bene. Ho preso le credenziali circa un mese fa, ho conosciuto Alessandro, che è una persona fantastica che si occupa di appunto distribuire le credenziali e dare indicazioni per quanto riguarda il Cammino di Santiago per tutte quelle persone che partono dalla Sardegna. La situazione è questa: sono appena arrivato a casa del ragazzo che mi sta per consegnare le credenziali per partire al Cammino di Santiago. Quindi questo è il primo passo che mi porta a realizzare questo sogno. Sono già emozionato che mi stanno per consegnare le credenziali, non voglio immaginare il giorno della partenza. Sono per te, ufficialmente sei pellegrino adesso, non puoi più scappare. Decidi il tuo percorso e poi per qualsiasi cosa. Mi ha fatto molto piacere conoscerti, Altrettanto. questo incontro, e avermi chiarito un bel po' di cose, quindi ti ringrazio. È stato un piacere. Grazie. E poi rimango a disposizione. Partirò il 15 di agosto, quindi per Ferragosto, alle 3:30 più o meno di volo arriverò a Roma. Là dovrò aspettare 2 ore per poi prendere il volo per andare a Madrid. Una volta arrivata a Madrid devo aspettare 1 ora e mezzo circa per poi prendere il treno che mi porterà a León. L'arrivo a León è previsto alle 5 meno un quarto. Ma ora parliamo dei motivi che mi hanno spinto a realizzare questo cammino. Prima di tutto, questo cammino è un sogno che io ho da 8 anni. Infatti, quando avevo visto il film la prima volta, ero rimasto talmente rapito, talmente affascinato, che allora ho iniziato a innamorarmi all'idea di fare il cammino e al cammino stesso. Finalmente, adesso che a livello economico posso permettermelo e avendo a disposizione 2 settimane, ne approfitto e parto a Santiago di Compostela. Il secondo motivo invece è che per
363 giorni all'anno da 31 anni, non mi sento ancora realizzato e pienamente soddisfatto della mia vita. Non so se vi è mai capitato di sentirvi in balia della vita, come se il tempo e le giornate trascorressero, ma voi non siete voi a coordinare quello che state facendo della vostra vita, del vostro quotidiano, ma è la vita in qualche modo che va avanti e voi siete là incastrati, bloccati. Spero che facendo questa scelta, facendo questo cammino, stando in cammino per 2 settimane, io riesca a fare pace con me stesso. Spero di riuscire a trovare me stesso, insomma, e spero di vivere davvero la mia vita. Questo è l'augurio che mi faccio per questo cammino di Santiago. In questo periodo ho fatto delle scelte che insomma hanno fatto star male, oltre che me, anche delle persone a cui io volevo molto bene, quindi spero che il tempo riesca a lenire queste cose. Il terzo motivo è che ho bisogno di ampliare le mie conoscenze. Avevo promesso 2 anni fa al mio rientro da Londra che sarei uscito dalla mia chiusura, dal mio essermi chiuso molto con me stesso, avrei dato fiducia e avrei conosciuto persone nuove. Questo è successo, ma veramente pochissimo, quindi ho davvero la necessità di conoscere persone nuove, gruppi nuovi e fare delle nuove amicizie. Questa è una cosa che davvero spero che succeda, spero di creare dei legami importanti a Santiago. Spero che questo cammino mi aiuti davvero a migliorare la qualità della mia vita, la qualità dei miei pensieri. Sono sempre una persona alla ricerca di avventure, alla ricerca di andare oltre i propri limiti ed è come se non avessi mai abbastanza. E questa è una cosa che è positiva, ma allo stesso tempo è anche un po' negativa, perché alla fine è come se tu fai tantissimo ma poi ti sembra di non aver fatto mai nulla, quindi hai sempre bisogno di fare qualcosa per star bene. E sono un po' fatto così. Questo è un video sfogo, oltre che un video per dare le motivazioni di Santiago. Molto probabilmente partirò da solo. L'idea iniziale era quella di farla con il mio migliore amico Riccardo, solo che ovviamente non posso obbligarlo e lui non ha voluto fare questa avventura con me per i suoi motivi, quindi molto probabilmente partirò da solo. Forse verranno degli amici, ma non ne sono sicuro, quindi anche se sarò da solo lo farò da solo e tanto sono sicuro che una volta arrivato lì in cammino conoscerò persone, spero. Sì, un po' d'ansia, un po' di paura, come giusto che sia, ma è una paura e un'ansia che ovviamente sono disposto ad affrontare. Questo video sfogo è giunto al termine. Se vi va, se vi incuriosisce un po' la mia vita, un po' quello che faccio nella mia vita, iscrivetevi e lasciate un pollicione in su. Buone vite a tutti amici e buoni cammini soprattutto. Ci vediamo al prossimo video.